Carissimi telespettatori, come ogni venerdì, eccoci insieme, aggiorniamo sulla situazione che riguarda i pensionati in collaborazione con lo SPI-CGIL del Veneto. Ben ritornati qui con noi Rosanna Bettella, grazie di essere qui in veste di responsabile del Dipartimento Previdenza dello SPI questa volta, perché ogni volta abbiamo vesti diverse. Danilo Toccane, grazie anche a lei, segretario regionale dello SPI-CGIL del Veneto. Buongiorno. Allora, aggiornamenti, perché effettivamente le cose cambiano continuamente. In meglio, appunto di domanda, è un grande interrogativo. Comunque effettivamente le persone vogliono sapere come andranno, come potrebbero andare le cose, cosa intende fare il sindacato, se a livello unitario o soltanto lo SPI-CGIL, insomma capire un po' la situazione. Per avere in mano il polso di quanto sta accadendo, noi come sempre interpelliamo coloro che se ne occupano strettamente, in modo diretto, e allora vediamo un po' di fare il punto e cominciamo con lei, Danilo Toccane. Che cosa sta succedendo? Sembra ci sia stata un'apertura, proprio delle notizie di quest'oggi dei giornali, o no, secondo voi? Ma intanto io voglio sottolineare un aspetto di carattere generale. C'è il confronto che chiamiamo tavolo tecnico, ed è importante che questo confronto si svolga in presenza di una grande intesa da parte delle organizzazioni sindacali nel sostenere la piattaforma e le argomentazioni. Indubbiamente all'incontro di ieri, dove c'è stata questa apertura, fra virgolette, che anche lei menzionava, noi attribuiamo grande importanza alle prossime due scadenze che in buona sostanza sono quelle di lunedì prossimo. Lunedì 13 al mattino ci sarà un nuovo tavolo tecnico e al pomeriggio un incontro che coinvolgerà direttamente i nostri segretari generali di CGIL e CISL-UIL e il Presidente del Consiglio dei Ministri, di conseguenza un incontro che dovrebbe avere le caratteristiche di incontro definitivo. Allora spieghiamo bene a chi ci ascolta, che magari giustamente non comprendono un po' le dinamiche. Tavolo tecnico cosa vuol dire? Tavolo tecnico vuol dire che su ogni singolo punto della piattaforma, delle richieste, ci sono degli approfondimenti, come dire, degli approfondimenti di merito, lo scambio anche di documentazione, il confronto dei dati, le ricadute e i costi economici della partita. Quali sono le principali? È un confronto in salita. È un confronto in salita, noi di questo ce ne rendiamo conto. Quindi vuol dire difficoltoso? È difficoltoso perché le risorse messe a disposizione continuano ad essere delle risorse molto poche, molto contenute, esigue, come dice lei. Di conseguenza c'è bisogno di questo incontro con il Presidente del Consiglio, perché appunto bisogna stabilire le quantità economiche, perché con quei fondi che sono stati messi a disposizione da parte della legge di bilancio approvata dal Governo, oggi in discussione all'interno del Parlamento, non siamo in grado di procedere positivamente su questo. Ora, al di là che ci siano questi aspetti di novità, delle proposte nuove, innovative, io questo lo giudico positivamente, però credo che anche dalle valutazioni che facciamo in sede regionale noi siamo molto lontani rispetto a quella che è la piattaforma, a quelle che sono le richieste che abbiamo esplicitato, e le voglio sottolineare che le definiamo la seconda fase del confronto, perché fa un tutt'uno con quello che è stato l'accordo che abbiamo sottoscritto il 28 di settembre scorso. 28 di settembre del 2016 abbiamo fatto un accordo che poi è stato reso operativo nel corso dell'anno 2017
per quanto riguarda il pagamento della 13ª mensilità, un abbattimento delle tasse. Adesso in quella fase, in quel periodo abbiamo detto ci sarà una seconda fase in vista della finanziaria del 2018 ed eccoci qua. Ed eccoci qua, infatti. Il punto però qual è? Che, le ripeto, con i 4,5 miliardi messi a disposizione sotto il titolo welfare, effettivamente le risorse non ci sono. Per cui dove si sta andando? Si sta andando intanto una non accettazione di quella che è la nostra richiesta a proposito del blocco di quello che è l'aumento dell'età per andare in pensione in base all'aspettativa di vita. Ecco, intanto possiamo chiedere alla regia se possiamo anche mettere in onda le slide che così semplificano un po', questo è meglio. L'aspettativa di vita vuol dire che oggi per andare in pensione di vecchiaia si va a 66 anni e 7 mesi per, è vero, gli uomini, un po' meno per le donne, ma il punto, a parte che siamo parificati anche a 66 e 7 mesi per le donne ormai, perché ormai le donne sono state veramente, mi lasci dire, colpite dai vari provvedimenti di questi ultimi anni, che in buona sostanza mi pare, Rosanna, che si siano aumentati di 6 anni e 7 mesi l'accesso alla pensione per le donne. Per cui si è data un'accelerata forte per le private, perché per le dipendenti pubbliche questa era già stata fatta, no, negli anni passati. Di conseguenza, ecco, noi siamo in questo aspetto. Adesso cosa si dice? Il blocco per tutti non è possibile, ma noi abbiamo posto un'altra questione. Ecco, su questo c'è la proposta di ieri. Ieri si è detto, beh, vabbè, allora si può vedere il meccanismo della legge Fornero che prevedeva l'adeguamento dell'accesso alla pensione in base all'aumento dell'arco della vita. Possiamo rivedere questo meccanismo, per cui non più triennalità ma biennalità. Per categorie questo. Noi siamo contrari per questa cosa delle categorie, loro ce lo offrono per categorie, per cui c'è una fase molto stringente, diciamo, di merito nel confronto. Il punto vero però qual è? È che la proposta è molto limitativa, perché dobbiamo avere chiarezza che se alle 11 qualifiche che avrebbero avuto accesso per effetto positivo nell'APE sociale si aggiungono anche gli edili, si aggiungono anche i braccianti, si aggiungono anche i camionisti, noi sono tutte figure che abbiamo chiesto, perché vede, partiamo dal presupposto che non ci può essere un blocco o un'apertura che riguarda tutti, perché non tutti i lavori sono uguali, non tutti i lavori sono uguali. Di conseguenza noi siamo qui a sostenere al tavolo della trattativa che l'adeguamento dell'età per l'accesso alla pensione deve tenere conto anche delle particolari caratteristiche del lavoro che la persona singolarmente ha svolto. Inoltre, perché un criterio per andare è che tu devi aver svolto quella mansione per 6 anni negli ultimi 7 anni. Non è possibile. Non è possibile, questo è chiaro che è un meccanismo studiato ad arte per, come dire, non darti niente rispetto invece a quella che è la decantazione che si è sbloccato. Si è sbloccato, però dopo si stabilisce un criterio che ti porta, noi diciamo per esempio 6 anni, ma nell'arco della vita lavorativa. Nell'arco della vita lavorativa, ma se tu mi dici 6 anni negli ultimi 7, è chiaro che vuoi bloccare l'accesso. Tant'è vero che noi diciamo, stiamo parlando, ma per bloccare l'aumento dell'età a chi? A 15.000 persone, a 20.000 persone per farla grande, visto che ci sono questi inserimenti degli edili e dei braccianti. Per cui la trattativa non sta andando bene, questo è il punto. Noi diciamo che è importante che si tratti, è importante che ci siano gli appuntamenti, ma si deve avere questa consapevolezza che se le risorse sono queste, se i criteri sono questi, io credo che lunedì, glielo dico subito, lunedì sono convocati alla sera in notturna
Gli organismi, almeno quelli della CGIL, mi risulta che la CGIL ha convocato il proprio comitato direttivo alle 8 della sera di lunedì proprio per esprimere un giudizio di merito ponderato in ordine a quella che è la fase, perché o c'è l'accordo, ma qui bisogna che il governo tiri fuori altri contenuti, o diversamente io non vedo altro che l'esigenza di andare alla mobilitazione. D'altronde noi in questi giorni stiamo facendo le assemblee con i lavoratori, con i giovani, con i pensionati, tira brutaria. Lo scontento che c'è nel Paese per quanto riguarda il governo e i contenuti della materia previdenziale comporta una contestazione e un disagio da parte dei lavoratori, anzi, oggi come oggi la richiesta prevalente, diciamocelo chiaramente, è quella di dire si va allo sciopero generale. Noi diciamo piano, andiamo nel merito, consumiamo tutta la fase del negoziato, dopodiché le forme di lotta vi ho già annunciato per quanto almeno riguarda la nostra organizzazione, il sindacato pensionati e la CGIL, sono demandate alla convocazione del direttivo già convocato per lunedì sera, per cui però oggi come oggi, le ripeto, non ci siamo su queste minime proposte che ci vengono avanzate, sono molto riduttive. Se il problema è comunque relativo a soldi, sostanzialmente finanziamenti, perché siamo in una situazione in cui comunque la legge di bilancio, di stabilità, che dir si voglia, insomma, che verrà approvata alla fine dell'anno, deve stare in quei margini risicatissimi, l'Europa ci controlla, ci farà una verifica, già siamo gli ultimi fanalino di coda, sì, piccola crescita, però con prospettive di decrescita, perché i consumi sono previsti in abbassamento, dove cioè, possono illudere perché siamo in campagna elettorale, ma non tira fuori soldi da dove? Guardi, siamo in campagna elettorale e di conseguenza noi però su questa questione dell'elettorale più o meno siamo gente, come dire, navigata. Il punto vero è che oggi noi abbiamo espresso le nostre critiche alla manovra del governo. Si è aperta la fase nuova, quella manovra è stata presentata alla Camera e al Senato, di conseguenza si spostano i tavoli del confronto. Io vedo per esempio che oggi anche a livello trasversale fra i partiti c'è la presentazione di ordini del giorno, di indicazioni, di suggerimenti, di idee, è vero, diverse anche rispetto al passato. E anche da parte dello stesso Partito Democratico al suo interno ci sono delle enunciazioni o degli atti, diciamo così, che vanno sulla strada di quelle che sono le richieste che abbiamo presentato come sindacato. Per cui ecco, non è che ci stiamo giocando, come dire, all'ultima spiaggia. Ci sono degli appuntamenti importanti come questo di lunedì prossimo, però la battaglia si può tenere, si può svolgere anche su altri tavoli. Lei ha ragione, questa finanziaria che abbiamo a che fare, inventata da questo governo Gentiloni, noi l'abbiamo giudicata iniqua e insufficiente per quanto riguarda le scelte che dovevano essere fatte. Noi continuiamo a dire, le aspettative che c'erano, noi continuiamo a dire che le scelte di sviluppo non sono fatte con forza, non sono precise nell'indicare cosa come. Questa ripresina che è in corso nel Paese, come dire, sì. Come possiamo dire che non siamo contenti? Certo che siamo contenti, ma dall'essere contenti all'esprimere poi dopo giudizi positivi perché si intravede che sia imboccata una strada totalmente diversa, non lo è, perché abbiamo visto anche in questi giorni in Europa c'è una ripresa. Un 2,5% della Germania non è configurabile con l'1,3, con l'1, con l'1,5, cifre che non si riescono mai a capire in Italia. Il punto vero è che lo sviluppo deve essere consolidato, sviluppato, l'occupazione va affrontata in termini diversi rispetto a quello che Renzi continua a dire, che è la politica dei bonus che non ci hanno mai convinto come sindacato, per cui il welfare deve essere preso in mano alla radice e non con questi provvedimenti che poi dopo alla fine hanno già dimostrato la loro inefficacia, è vero,
Poi c'è sempre un grosso problema nel nostro Paese, che è quello per esempio di una lotta a fondo all'evasione, all'illegalità. Ora, prevedere che dalla lotta alla illegalità nel nostro Paese si recuperano 2 miliardi in più, ma ci rendiamo conto che siamo un Paese che segna 110 miliardi di evasione fiscale? E di conseguenza possono essere recuperati fondi per rispondere positivamente a questo che è il bisogno del lavoro e della tutela delle persone. Però voi sapete bene che lavorate con i campi antimafia, con i campi fatti con i beni sequestrati alle mafie e così via, lo sapete anche bene anche voi. Noi abbiamo parlato con addetti ai lavori che quando si fanno questi recuperi fiscali i tempi sono lunghissimi, cioè si ipotizza che, lo sappiamo, insomma, non è che vengono immediatamente restituiti e c'è il contante lì, assolutamente no. Sono procedure lunghissime, sono tempistiche veramente angoscianti, come requisire un bene e metterlo a frutto, quanto tempo resta lì stagnante che non lo si utilizza. Però io sono a dire che le osservazioni che lei mi prospetta sono vere, sono fondate, però siccome sono ottimista di carattere, io vedo per esempio che con i 2 provvedimenti, la nuova legge contro il caporalato e la nuova legge per l'utilizzazione dei beni confiscati alla mafia, sì, che è targata 26 settembre, sì, di conseguenza sono manco 2 mesi che è uscita, siamo in una fase proprio di studio per vedere come la si applica, sono 2 strumenti nuovi per esempio che io ascrivo al merito delle lotte che anche noi abbiamo fatto assieme indubbiamente a Libera, all'Arci, alla magistratura, alla polizia, cioè tutto positivamente da questo punto di vista. Il punto però qual è? Che bisogna renderli operativi. Bisogna renderli operativi. Una volontà anche politica. Questo è il problema e denota una volontà politica. Io dico che questo governo continua a dimostrare una certa debolezza rispetto invece come a questi provvedimenti potrebbero operare. Da questo punto di vista ottieni delle risorse, però deve essere chiaro, io questo lo dico sempre, quel grande equilibrio giovani-anziani. Perché il problema vero è che nel nostro Paese c'è un pericolo di grande disfacimento e sottovalutazione nella cultura della gente di, per esempio, lo stato sociale, dove si va con lo stato sociale in Italia. Molti giovani già non trovano lavoro. Quando trovano lavoro ci dicono: ma noi perché dobbiamo continuare a versare i contributi se poi dopo quello che ottengo è una cosa totalmente insoddisfacente? Per cui ci sono anche delle questioni politiche di orientamento di come si costruisce uno Stato accompagnate a delle questioni economiche. Perché noi siamo in difficoltà di dire ai nostri giovani: dai, vai a lavorare e paga il 24% del tuo salario per costruirti una previdenza, per pagare la sanità o cose del genere, perché questo è il punto, non è che si paghi poco. No, infatti siamo a livelli altissimi. Allora, torniamo su questi temi, sono molto importanti. Poi faremo anche, abbiamo visto anche una slide che accennava alla panoramica delle pensioni, perché in questi ambiti poi c'è anche una disparità di situazioni di genere tra uomo e donna. Questa è una cosa emergente che poi va a discapito della famiglia nel complesso, naturalmente, e ci sono altre incongruenze che andrebbero in qualche modo riviste. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.